Seggi affollati e aula congressuale semivuota. Questa è la scena che si presenta al congresso del PDL, che eleggerà il nuovo coordinatore del partito. Oltre ai due candidati e ai loro supporter, all'hotel che ospita la kermesse si fanno vedere sindaci, amministratori locali, parlamentari e anche l'ex ministro Brunetta. I due sfidanti non sono distanti sulle cose da fare e la politica da perseguire. Mario Dalla Tor, coordinatore uscente, sostenuto dagli ex di Forza Italia, rappresenta la continuità. Io mi impegno per quello che posso fare per far sì che il Popolo della Libertà cresca, sia radicato nella provincia, riesca a continuare nelle battaglie, nei valori che in questi anni ha portato avanti e che intende portare avanti. Michele Basso, che ha dietro di sé una parte di ex Forza Italia e gli ex AN, incarna il rinnovamento e in caso di successo sarebbe il primo coordinatore scelto dai militanti. È ora di cambiare il partito, di rinnovarlo, di inserire delle persone nuove. Io nel mio ruolo di sindaco ho avuto modo di partecipare alla vita di partito e ora nel momento congressuale è bene che i nostri iscritti abbiano la possibilità di eleggere democraticamente un nuovo segretario. Tutti d'accordo sulle primarie. Poi ovviamente il nostro candidato dovrà confrontarsi con i candidati degli alleati e probabilmente non sempre spetta a noi l'indicazione del candidato. Basso le chiede già dalle elezioni amministrative del 6 maggio. Soprattutto nei comuni in cui non riesce a esprimere un candidato unitario. Non dobbiamo più spaccarci, ma dobbiamo andare con un'unica lista, con il nostro simbolo e con un nostro candidato scelto dalla base. La Lega non deve tentare di crescere a spese del PDL. A noi crediamo sia opportuno ricostruire un rapporto più dialettico, però anche senza che uno soggioghi l'altro. L'alleanza deve continuare anche se a Roma i due partiti sono separati. Nei nostri comuni, nella nostra provincia e nella nostra regione la Lega governa con noi, quindi è un alleato fedele e quindi dobbiamo avere rispetto del nostro alleato sempre nei limiti dei comportamenti.